1.300.000 lettere inviate dall'INPS ai potenziali fruitori veneti della social card, ma in realtà il numero di chi può beneficiare davvero di questa nuova misura varata dal governo è di gran lunga inferiore. Dati precisi per il momento non ce ne sono, ma i CAF, i centri di assistenza fiscale come quello della CGIL, hanno già il polso della situazione. Soltanto poche centinaia di migliaia in realtà intanto ne hanno usufruito e per altri invece la carta è stata consegnata ma scarica e quindi con conseguenti umiliazioni nel dover fatto la spesa e per esempio doverla riconsegnare perché la carta non conteneva i quattrini che erano previsti. Questo perché la verifica dei requisiti da parte dell'INPS per beneficiare della carta viene fatta dopo e non prima la consegna della stessa agli uffici postali e poi i parametri di reddito da soddisfare sono davvero tanti e complessi. Per esempio un reddito di pensione non superiore ai 6.000 euro, comprensivi anche delle indennità non imponibili, un ISEE inferiore ai 6.000 euro e il possesso della sola unità di abitazione, escludendo quindi tutte quante le pertinenze tipo garage, cantine, soffitte e così via. Insomma, sarebbero pochi i veneti con tutte le carte in regola per ottenere una social card carica, anche se nella nostra regione metà dei pensionati percepisce meno di 500 euro al mese. Avevamo stabilito di dare quel bonus chiamato 14ª mensilità alle pensioni al di sotto dei 700 euro mensili, perché proprio nel Veneto questo ha consentito di dare un'aggiunta di pensione a oltre il 50% dei pensionati. Questa misura è rimasta? Purtroppo di questa misura non se ne sa più nulla. Nel frattempo sono in tanti a non mandare giù l'idea di dover usare in pubblico una carta che attesta lo stato di difficoltà in cui ci si trova a vivere. Avrebbero il diritto a veder salvaguardata prima di tutto la loro dignità di persone e quindi questo governo faceva meglio insomma, a dare questi 400 euro che elargisce con questi sconti tramite la social card, faceva meglio ad accreditarli direttamente.